in collaborazione con Le aziende agricole non si fermano, men che meno quelle zootecniche. Noi oggi proseguiamo il nostro giro tra le razze dell'eccellenza zootecnica italiana. Lo facciamo da qui, da Riolo Terme, nella stalla di Laura Cenni, per incontrare una razza che è un simbolo del territorio, la Romagnola. Romagnola che è tutelata dal consorzio del vitellone bianco dell'Appennino centrale insieme a Chianina e Marchigiana, ma che tuttavia non gode della stessa popolarità delle sorelle. E scopriremo anche il valore nutrizionale di queste carni di razza romagnola, alto valore biologici, pochissimi grassi e naturalmente un pasto con tutte le eccellenze. Qui abbiamo radunato anche l'intera romagnolità, racchiusa peraltro in questi territori che raccontano anche un paesaggio particolarissimo, marginale, collinare tra la vena del Gesso romagnola e i Calanchi. Un'applicazione scaricabile dallo smartphone che rende disponibili gli impianti e la rete idrica dei canali di bonifica. Lo ha messo a disposizione un consorzio, un ente consortile della provincia di Modena. Parleremo anche di gelate tardive, gelate che hanno compromesso, probabilmente irrimediabilmente in alcune zone dell'Emilia-Romagna, le drupacee, in particolare albicocche e peschi. Tra gli splendidi calanchi della Vena del Gesso nella località di Riolo Terme c'è un'azienda agricola zootecnica, un allevamento a ciclo chiuso. È un'azienda che è nata oltre 40 anni fa grazie al babbo, al papà di Laura Cenni. Un'azienda che ha circa 100 capi in stalla di vacche romagnole, un centinaio di ettari di terreno tra proprietà e affitto e che ha alla gestione della stalla tutte donne. Laura Cenni appunto e le figlie Angelica che qua vediamo all'opera e Fabiana che oggi non c'è perché sta facendo un dottorato dedicato comunque sempre alla zootecnia. Allora io volevo intanto cominciare a conoscere Laura. Laura, ti disturbo mentre sei all'opera. No. Io ho detto un centinaio di capi, sono tutte romagnole, un centinaio di ettari e voi che così lavorate in stalla e quindi la vostra quotidianità è tra le vacche, le manze, i vitelli appena nati, i tori. Bello impegnativo. Sì, certamente è un lavoro impegnativo. È un lavoro che sicuramente se non avessimo tanta passione sarebbe un po' fatica a farlo, però noi niente, alla fine siamo contenti perché poi in fondo è la nostra vita. Quindi ormai non saprei più cosa andare a fare, quindi ormai sì, quindi niente, è un allevamento a ciclo chiuso, quindi dalla nascita fino alla vendita di un prodotto diciamo finito, nel senso che parte vanno per la produzione della carne e parte vanno per la riproduzione, quindi vendiamo anche tori, manze, quindi tutto quello che possiamo vendere da riproduzione lo facciamo e l'altra parte vanno appunto per la produzione della carne. Ecco, raccontaci anche qualche cosa di più su questa razza, che è una razza antica, è una delle razze bianche dell'Appennino centrale, insomma è una razza storica, le sue radici sono veramente a livello di antichi romani. Sì, è una razza antica, è una razza che è arrivata diciamo, in Italia a seguito delle popolazioni barbariche nel IV secolo d.C. e niente, e trova proprio la sua prima, diciamo, la sua prima collocazione nelle pianure della Romagna e quindi qui inizia poi tutto quanto il suo procedimento, diciamo, la sua evoluzione, perché fino al 1960 è un animale a duplice attitudine, carne
e lavoro. E poi dal 1960 in poi è andata per la produzione della carne. Noi siamo molto legati proprio anche per questo, perché porta il nome del nostro territorio. Una volta in tutte le case, diciamo, dei contadini, alcuni capi, chi più chi meno, qualche capo di Romagnola c'era sempre. Oggi purtroppo non è più così. Non è più così, è diventata una razza, diciamo, in via di estinzione, che purtroppo negli ultimi anni ha subito anche, diciamo, parecchio, abbastanza, è calato ma anche quanti molto. sono oggi Sì, i capi, gli alcuni dati che ho allevamenti? piacere che proprio avevo i dati fino degli ultimi 10 anni, 2009-2019, adesso ho trovato già quelli del 2010-2020. Di formazione sei ragioniera, quindi con Sì, i io sono dati... ragioniera, beh, sì, i numeri sono un po' I numeri più sono il tuo forte. Sì, sono un po' più forti i numeri, sì, infatti. Quindi niente, pensate nel 2000, parlo dell'Emilia Romagna, che poi fuori dall'Emilia Romagna non c'è poi mica un granché, perché più sono qui nella nostra zona, delle province di Ravenna, Forlì, Bologna, quindi Pesaro, Rimini, sono queste un po' le nostre zone. E poi ne abbiamo anche in giro, ecco. Però poche. Allora, considerate che nel 2010 avevamo in Emilia Romagna 455 allevamenti con un numero di capi iscritti al libro genealogico di 12.795. 10 anni dopo abbiamo 264 allevamenti con 9.012 capi iscritti. Quindi voi vedete che è calato, sicuramente è calato più il numero degli allevamenti rispetto ai capi, perché gli allevamenti sono calati circa del 41,98%, mentre i capi sono calati, non è poco, del 29,57%, quindi sono calate ulteriormente. Però io dico sempre che dietro a queste cose, diciamo, negative c'è anche sempre qualcosa di positivo, perché io voglio vedere positivo, perché come vi dico in questa razza, intanto che avrò la forza di lavorare, poi dopo basta. Qualcosa di positivo perché proprio ultimamente mi ha chiamato un allevatore di chianine che mi ha detto che vuole inserire la romagnola nel suo allevamento di chianine, quindi questa cosa già mi ha fatto piacere. E poi conosco un altro ragazzo che da poco invece lui ha aperto un allevamento proprio di romagnole, che aveva una vecchia stalla che una volta avevano vacche da latte, penso tanti anni fa, e adesso sta iniziando con la romagnola. Un altro allevatore ancora, quindi ho 2 o 3 esempi ultimamente di giovani in particolare che mi ha fatto anche molto piacere, quindi vogliamo vedere anche il positivo, non solo il negativo. E poi comunque la passione ai giovani, voglio dire, tu gliela riesci a trasmettere come hai fatto poi anche con le tue figlie. Allora Angelica, com'è lavorare in stalla con la mamma che è un vulcano e ha una passione così? Beh, lavorare in stalla mi piace tanto, è un po' faticoso, impegnativo, richiede comunque dei sacrifici, però mi piace, quindi lo faccio con piacere, lo continuerò a fare. Con mamma, anche con mamma è impegnativo lavorare con mamma, perché sì, comanda spesso, bisogna fare quello che vuole lei, però ogni tanto riusciamo comunque a sempre... Quando vi coalizzate, tu e Fabiana, riuscite forse a spuntarla, insomma. Esatto. Ecco, però è un lavoro bello impegnativo, ovviamente si sa, la zootecnia, i bovini, non c'è Natale, non c'è Pasqua. È positivo che anche dei giovani si appassionino a questo, e qui c'è la particolarità. Sì, perché comunque anche il legame che si stabilisce con gli animali è forte, è molto bello, e anche perché comunque loro ti danno tanto, cioè sembra, ma comunque ti conoscono, ogni vacca ha la sua personalità, ogni vacca ha il suo carattere, quindi ogni vacca assolutamente ha il suo nome, le conosciamo tutte per nome, quindi è proprio, si instaura proprio un bel rapporto. E sì, le donne evidentemente magari soprattutto non si fanno intimorire anche dalla forza fisica che ci vuole in questo lavoro, e questo è già un bel segno, un segno positivo. Poi per spostare anche gli animali e tutto serve anche solamente un po' di pratica, poi ce la si fa bene, ecco, si fa. assolutamente. Senti, allora, questa cosa dei nomi, che ognuna ha un nome, e ovviamente ogni anno c'è una lettera. Quindi quest'anno che lettera siamo? Quest'anno abbiamo la lettera N, quindi seguiamo proprio l'ordine alfabetico, quindi una cosa che è poi imposta, quindi non è che possiamo deciderla noi. Questo vale e quindi per tutti. quest'anno sì abbiamo la N, quindi seguiamo tutto, sì, naturalmente viene lasciata l'H, la J, insomma, se no sarebbe difficilissimo. Sarebbe difficilissimo, però sì, e infatti anche visto che ha detto così che a volte non ci troviamo d'accordo, anche con i nomi non ci troviamo d'accordo. Sì, spesso con i nomi non ci troviamo quindi d'accordo. Quando nasce un vitello, una vitellina, cominciate a litigare su come si deve chiamare? Cominciamo quasi subito. Io sono riuscita però a fare Laura. Infatti me lo chiedevo, secondo me
una laurea in stalla, sì. cioè, anzi, Sì, l'anno della L sono riuscita a fare laurea, ma anche questo non gli andava bene, però poi alla fine laurea c'è. ho anche saputo di una battuta un po' così, che già la prima volta che l'avete vista, avete detto, sì, questo è il caratterino giusto Sì, che si deve chiamare sì, Laura. perché quando è nata Laura, dopo cena, quindi in tarda sera, siamo tornate su io e mia sorella Fabiana per vedere se aveva già iniziato a bere il latte oppure se aveva bisogno, e infatti non c'era ancora riuscita, quindi quando siamo andati con la vitellina, l'abbiamo avvicinata alla mammella per farla tittare, lei stava con la bocca chiusa, che non voleva assolutamente aprirla, ma in nessun modo, e quindi ci ha fatto fare parecchia fatica, perché ovviamente dopo lo deve assumere il colostro assolutamente entro poche ore dalla nascita, e abbiamo fatto una bella fatica per insomma fargli prendere il latte. Quindi quando siamo tornati a casa gli abbiamo detto che cioè il nome Laura era proprio Era proprio azzeccato, quello giusto, perché era testarda come lei. Perfetto, Quindi... quando si dice amore filiale, vedi? Esatto. Veniamo un pochino anche all'alimentazione, voi gli state dando da mangiare, loro mangiano praticamente tutta la vostra produzione aziendale. Sì, noi infatti utilizziamo praticamente quasi tutti i prodotti nostri, quindi abbiamo il mulino, maciniamo orzo, mais, favino. Il foraggio viene sempre prodotto in azienda, però se anche qualcosa ci manca, ad esempio noi il mais a volte non riusciamo ad averlo a sufficienza, anche perché il nostro territorio ci vorrebbe insomma, molta acqua, e quindi se non hai un buon impianto di irrigazione lo compriamo comunque da un produttore qui della zona che produce mais, quindi non vogliamo prodotti del nostro territorio. Certo. Quindi anche perché io all'alimentazione ci tengo anche molto, perché io dico che i primi che devono tutelare il consumatore siamo noi allevatori dobbiamo tutelare il consumatore offrendo un prodotto di qualità. Tutti questi bovini sono iscritti, come vi ho detto, al libro genealogico, quindi se ne conosce la tracciabilità dalla nascita, perché il loro DNA viene depositato in una banca dati, fino per tutta la loro vita, quindi insomma, si conoscono tutti qua, si conosce tutto di loro. Ecco, una cosa mi dicevi, stanno al pascolo, Sì. quanto tempo, quanti mesi stanno fuori, quanti in stalla? 6 mesi, circa 6 mesi, 6 mesi di pascolo, 6 mesi le fattrici, i vitellini, vanno tutti quanti fuori al pascolo, quindi loro si fanno 6 mesi sempre, tutti gli anni, da maggio fino a ottobre-novembre, insomma, Certo, 6 certo. mesi. Sei mesi fuori, sì. 6 mesi 6 mesi dentro. fuori, 6 mesi dentro. Ecco, sì. ma i parti ovviamente, se sono qui in stalla, li seguite voi, ma per quelle che partoriscono nel periodo estivo, c'è qualcuna che partorisce in quel periodo, fanno da sole? Allora, noi le facciamo partorire tutti gli anni, tutto l'anno, non è che decidiamo, a volte so che ci sono anche delle aziende che cercano di farli tutti nello stesso periodo, noi no, noi quando la vacca è in calore la copriamo, perché il vitello, l'importanza dell'allevamento da carne è il vitello. Però abbiamo fatto una scelta, non facciamo più partorire al pascolo. I nostri vitelli nascono tutti nella stalla e vanno fuori quando sono già abbastanza grandini, che hanno almeno sui 40 giorni, anche perché qui li abbiamo visti, ci sono anche i lupi. Quindi i lupi sa bene che aggrediscono il vitello alla nascita, quindi capito, quella lì per noi è stata una cosa molto importante. Certo, Sì, certo. molto importante. Ecco, fra queste la decana qual è? La più anziana di tutte? La più anziana è lei. Guardi, è Ah. proprio qui, la più anziana è lei, e vi dirò che è ancora in forma. Anche al pascolo, sì. Come si chiama? Tonda si chiama. Tonda, ecco, quindi... Anche abbastanza cattivina, quindi beh, devo dire, perfetto. sì, si fa intendere. Ecco, ma quanti anni ha? Allora, lei quanto? 14. Sì, infatti. 14 compiuti, sì. Queste sono tutte femmine. Sì, nella stalla qui ci sono praticamente Sì, quasi tutte femmine, esatto. sì, sono tutte qui. I maschi sono da un'altra parte, però dobbiamo andarli a vedere, perché qua c'era Varenne, che però è mancato. Sì, è mancato, purtroppo è mancato il 24 giugno del 2019, era 10 anni che eravamo nel nostro allevamento, purtroppo. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, perché poi nessuno avrebbe avuto il coraggio di caricarlo nella nostra famiglia, nessuno, io la prima, ma anche loro, mio babbo, tutti. E quindi noi abbiamo detto, Varenne, lui è morto nel suo box dove è rimasto per 10 anni. Quindi lui purtroppo è morto lì e gliel'abbiamo messa tutta, ma non c'è stato niente da fare. Adesso Purtroppo però la vita. la linea genetica di Varenne la porta avanti qualcun altro. sì, allora, sì, l'andremo a conoscere. Sì. Adesso una breve pausa, linea a Claudio con A cielo aperto, poi dopo noi ci ritroviamo, parleremo anche di carne. A dopo.